Torniamo con il nostro Info FVG a seguire le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito dalla Fiera di Pordenone, dove si aprono le porte domani 2 marzo della Fiera Cucinare insieme a Orto e Giardino. L'agroalimentare di qualità incontra infatti il vivaismo in questo doppio appuntamento, un grande evento con degustazioni, show cooking, giardini d'autore, presentazioni e veramente tanto altro. Ne andiamo a parlare subito insieme ai protagonisti, dal presidente Renato Pugliatti per il comune di Pordenone, l'assessore Cristofori per Banca Intesa Cristina Cipiccia, Antonio Bertolla per Coldiretti Pordenone, l'architetto Giovanna Bellotto, la Fondazione Pordenone Legge e Gianna Buongiorno e Lume Lami, che saranno protagonisti di uno show cooking. 43esima edizione di Cucinare insieme a Orto Giardino. Questa è la novità di quest'anno, la più importante. I nuovi padiglioni ci hanno concesso di mettere insieme queste due manifestazioni importanti, una dedicata al buon cibo, l'altro alla primavera, quindi alla bellezza, ai fiori, alle piante. Per noi è una grandissima manifestazione con queste due all'interno. E ci aspettiamo ben più delle 70.000 persone che venivano nelle edizioni precedenti, e per questo invitiamo tutti a venire a vedere questa che è la fiera della primavera qui a Pordenone Fiere. Quest'anno abbiamo una novità importantissima, cioè il collegamento con la fiera Cucinare. E non è solo questo collegamento, è un collegamento che noi stiamo programmando anche con Art and Food, che è una delle nostre manifestazioni di punta, proprio perché abbiamo questo collegamento con le eccellenze enogastronomiche anche con la fiera. Allora, anche quest'anno siamo felicemente partner di Orto Giardino, di questa manifestazione ormai tradizionale per il territorio di Pordenone e per tutto il nord-est. È un momento per noi importante perché promuoviamo in una maniera molto anche ludica, popolare, l'educazione ambientale, quindi il rispetto della natura che ci circonda. Coldiretti Pordenone con Campagna Amica anche quest'anno sarà presente alla fiera Orto Giardino. Vogliamo proprio rappresentare in maniera concreta e plastica quello che è il ruolo dell'agricoltura, e così valorizzando quello che è il lavoro e la dignità del lavoro agricolo, che significa anche difendere proprio il nostro territorio, la nostra economia e il nostro ambiente. Sabato 2 marzo alle 15:30 nell'Arena Pordenone with Love ci sarà Fulvio Marino con il suo libro Dulcis in Forno, e sabato 9 marzo alle 16 sempre all'Arena Pordenone with Love lo chef Davide Nanni con il suo libro appena uscito A Sentimento. Avremo due appuntamenti, in entrambi dei due appuntamenti ci sarà questa persona a cui tengo moltissimo, che è Lume Lami. È un nome bellissimo che significa luce ed è un'appassionata, la sua passione è fortissima. Ha vinto recentemente, perché ne aveva vinte anche in precedenza, 3 medaglie, una mondiali a Stoccarda, bronzo ai mondiali, 1500 partecipanti, lei ha vinto il bronzo, e un oro ai campionati italiani a Rimini appena conclusi. In questa edizione del Festival dei Giardini ho voluto omaggiare due cose a cui io tengo molto, e cioè la primavera e l'arte. E perché no, la primavera nell'arte. E quindi ho chiesto ai progettisti di vagare in quelli che sono i sentieri dell'arte, lasciarsi ispirare e poi attraverso la loro visione e interpretazione creare dei quadri inediti, delle opere inedite, nel quale il visitatore stesso potrà appunto immergersi e lasciarsi ispirare da quella che è la loro arte. Eccoci qua, IGP quest'anno ripiglia il tema dell'alberatura in città, cosa c'è sotto e cosa ci mettiamo sopra. Quindi quali sono i manufatti e le cure che l'albero ha bisogno per avere una vita splendida e di ricchezza verso l'ambiente. La manifestazione quest'anno copre anche l'agroalimentare oltre al giardinaggio, però la figura del giardiniere è fondamentale, perché se non si coltiva l'orto e non si coltiva giustamente i prodotti non possiamo mangiare. Io vi ricordo che saremo presenti anche noi di Radio.0 con uno stand, e domani sabato 2 marzo ci sarà il nostro show cooking dolce per festeggiare i 10 anni del programma Radio Chef alle 12:30 all'Arena Cucinare con il pastry-chef Alessandro Giudici. Prepareremo i biscotti della meditazione, una torta di compleanno davvero speciale accompagnati dai vini del Castello di Spessa. Potete prenotarvi gratuitamente sul sito fierapordenone.it anche per questo evento. Passiamo invece a Monfalcone, e questa volta andiamo a parlare del sindaco Anna Maria Cisint, che proprio in questi giorni ha ricevuto delle minacce allarmanti nei confronti proprio del primo cittadino, messaggi espliciti diffusi nelle reti web delle comunità islamiche. Andiamo a sentire subito il suo commento.
Minacce molto gravi, quelle che ho ricevuto in questi giorni attraverso i social, e sono gravissime, e questo lo dicono gli esperti. Sono stata ieri dal prefetto e anche dal questore, che certamente non hanno sottovalutato, avendo potuto visionare il materiale. Certamente arrivano dopo delle mistificazioni gravissime messe in atto da alcuni organi di informazione e supportate da fake news che responsabili di comunità e parte politica della sinistra ha confezionato. A questi direi: se succede qualche cosa, mi auguro che non dormiate la notte, perché avete raccontato delle grandi bugie, delle grandi falsità. Il sindaco non ha mai detto a nessuno di non pregare. Il sindaco, con tutta la struttura ovviamente tecnica, ha comunicato con atti, con provvedimenti previsti dalla norma, che quegli ambienti non potevano essere utilizzati per quelle finalità, che comportavano un utilizzo, anche un'entrata di 1900 persone in taluni casi, con pregiudizio della sicurezza. Mi chiedo, se lì ci fosse stato un problema, un cedimento, un incendio, io oggi dove sarei? Chiudiamo ancora parlando di un compleanno, quello delle frecce tricolori, che, come scrive anche il sito del Ministero della Difesa, compiono 63 anni. Dal 1961, dal lontano debutto presso l'aeroporto militare di Rivolto, il 313° gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori, erede di una tradizione di acrobazia collettiva tutta italiana che affonda le sue radici già nel lontano 1929. Hanno ricevuto anche il Guinness World Record il 18 giugno 2022, che vede la pattuglia acrobatica nazionale entrare nel libro dei primati come pattuglia acrobatica militare che nel mondo effettua esibizioni in volo con più velivoli. Potete andare a scoprire di più anche sulle prossime esibizioni e sorvoli della pattuglia acrobatica nazionale per il 2024 sul sito dell'Aeronautica della Difesa. E ancora vi invitiamo anche questa domenica 3 marzo dalle 15:30 al compleanno del centro commerciale Torri d'Europa, che compie 21 anni, con degustazioni dolci per tutti, le caricature del maestro Federico Cecchin, tanta musica e animazione, anche truccabimi per i più piccoli, l'inaugurazione dell'area compleanni e la presentazione del nuovo concorso delle torri, che ritorna con il suo gran premio finale. Vi aspettiamo direttamente lì per festeggiare insieme. È tutto invece per il nostro appuntamento con Info FVG, vi auguro ancora una buona giornata.